Buongiorno Italia, mi sono svegliato alle 7, sono le 7:28, sono in partenza. Il sole sta nascendo adesso, si sta spostando adesso dalle nuvole e siamo in direzione ai laghi di Plitvice. Adesso vedremo un attimo le soste, le cose belle da fare per strada, magari c'è Medjugorje, non lo so, adesso vediamo. Occhio randaggi anche qua, caro, questo quel puzzolito che l'ho accompagnato a attraversare, mi ha insegnato a attraversare. Mamma mia, cosa ho a sinistra, che roba pazzesca. Adesso provo a staccare sta fotocamera, non riesco più a staccarla. È che ci sono gli alberi, provo a vedere lo stesso, guarda, occhio, aspetta, vediamo. Ecco, hai visto? Che robe, che figata, tipo tanti laghetti. Vediamo, va, che panoramation, ragazzo, stupendo, porco cane. Wow. Peccato un po' per il nuvolo, no? Però sai che sinceramente dopo tutto quel sole, porca puttana, che ti batteva in testa, ti batteva negli occhi, sinceramente guarda, ha il suo fascino anche così, guarda che roba, è tutto molto fascinoso veramente. Anche qua sei sempre nel nulla più totale con sta strada che ci passa in parte. Questa è una strada anche relativamente nuova ed è veramente tenuta strabene. Sai, Italia, potevo non fermarmi, dai. Cioè, curati, che panorama indescrivibile. Ma guarda che è grandissimo sotto, eh. Cioè, non credere, guarda che zoom, sto specie di isolotto qua, guarda che è enorme. Guarda gli alberi quanto grandi sono. È una figata pazzesca, bellissimo. C'era quasi a metterti la musichetta, figa, eccetera, ma no, ti ci vuole il singano che ti dice guarda quegli alberi quanto piccoli sono e quindi quanto grande è quell'atolino. Quindi un po' di fantasia, la musichetta te la tieni a mente, no? Ti ricordi quando facevo le musichette fighe, facevano tipo anche perché adesso di prima mattina, guarda, non ho attaccato neanche lo stabilizzatore, proprio perché così. Di prima mattina così, di che non è il miglior buongiorno d'Italia, cioè con la faccia da sonno, proprio rincoglionito a 1000, tutto quello che vuoi, però cioè, il panorama, buongiorno Italia. Guardati le ruspe locali, guarda, Volvo, tutta ligata, perché da là forse è nato, no, l'espressione terricola Volvo, ma la Volvo non inteso la ruspa, e le Caterpillar. Qua cosa c'è? Che c'è la gente, no, aspetta, l'autobus che scruta. Non so il cane. Ancora lavori, stanno rifacendo, guarda come pince gomme. Stanno rifacendo un bel po' di stradine nuove. Anche off-road adesso, arca! Guarda il mezzo verde, quello verde. Mezzo figata. Anche le finestre, guarda, da camperizzare proprio, per chi vuole farsi tanto male e spendere tanti soldini. Wow! Porca puttana! Adesso capisco perché hanno inventato Medjugorje, là l'hanno messa là, perché dopo insomma che passi tutte queste robe qua in montagna, in Albania, tutte quelle stradine, vedi tutte le curve della morte, dopo o do porchi o do preghiere che voli, insomma, che sta. Certo che una tirata alle buche però potevano dargliela, io il capo qua davanti stiamo facendo il tagalate prima mattina, così, non so. Michele, com'era il discorso della polvere, del filtro dell'aria aperto? Porca troia, cazzo culo! Cazzo, non finisce più la strada di Sassi qua. Sì, è anche ripida, però diciamo non sufficientemente da far partire lo sgommatamento, o almeno speriamo insomma che continui a essere così il discorso, anche perché non è un problema di sgommatamento, il problema è sgommatamento in salita. Se fai sgommatamento in salita poi fai come Giovanni che vai indietro in discesa, hai capito? E qua ci stava la canzone di Freddie Mercury, Another One Bites the Dust, perché cazzo vuol dire un altro si è mangiato la polvere, no? E porca troia, ho fatto quell'azione qua. Sai, cazzo, avevo appena lavato il camper 8 mesi fa. Qui ci voleva la moto, adesso hai 3 km e 2 di queste curvette, tutte così, con rapidità del 6%. Cioè, quello che colpisce a me è l'andare avanti per non so quante decine di chilometri in mezzo a niente, la natura più totale, non c'è un bar, non c'è un palo della luce, non c'è niente di niente, è bellissimo, solo la strada con niente, con i cartelli stradali e guardrail, esatto, basta, è stupendo, bellissimo.
verità bello era anche uno spiazzetto, diciamo spiazzetti qua ce ne sarebbero anche tantissimi, no, su questa zona qua, solo che hanno tipo di sassi enormi, molto grandi, cioè come cacchio riesci a fermarti? Questo invece no, questo è normale, fermi tutti, fermi che singano mete fresh, e singano parchesh un attimo su casa, qua, H, in bordo strada, 2 secondi, mi fumo a cicchetta, faccio una foto, tac. Case tipiche non ne ho viste, però guarda il camionetto tipico, singanino nel wildino, cazzo ti ferma di continuo la pulla, è una roba incredibile. Comunque sì, no, qua devi stare attento, io me l'ho fermato a fare delle foto, me l'ho dimenticato di mettere sulle cinture, taci che li ho visti in lontananza perché singano sempre la coda dell'occhio qualche chilometro più avanti, e così le ho messe su, perché qua sono cazzi per le cinture e non è come in Albania è no problem tutto tranne i limiti di velocità. Cos'è sta roba? Urco, una volpe, poretta, sempre morte le trovo io. Un altro morto, cos'è qua? Un riccio? No, tipo è il secondo, tipo, no, i furetti, come si chiamano? Tipo le donnole, le faine. Certo avrei potuto visitare le grandi città, mi dicevi tu, sì, ho visto su internet, ho letto un po', però no, per il ritorno avevo voglia di fare proprio quello che volevo, cioè io voglio andare diretto direzione, diciamo, Italia, con l'unica tappa i laghi di Plitvice, e dopo si vede tutto quello che c'è per strada. Beh sì, in teoria per strada c'è anche Medjugorje, quindi insomma a titolo, diciamo, simbolico, no? Non puoi non andarci, non puoi non farci una sosta, quindi credo che andrò anche lì. E guarda te, dopo decine di chilometri di nulla, questi hanno così scelto di farsi il paesino qui. Guarda le pecore, saluta le pecore e mucche, niente capre qua, no, niente capre, sai che non gli piacciono. E basta, il paesino piccolino, dopo finisce e ricontinua ancora il nulla. Certo, vedi, quando uno viaggia, no, passa tipo, non so, tipo adesso in Montenegro, no, sarebbe d'obbligo visitare le città o certi castelli, eccetera, eccetera. Però sai che nelle puntine del mondo c'è Singano, e Singano deve fare sempre quello che vuole. Singano vuole andare avanti, e questa è una cosa bellissima che ti consiglio vivamente, nel senso proprio di quando vai a fare un viaggio o sei in vacanza, cioè se hai voglia di tirare dritto, tira dritto, non sentirti obbligato a visitare delle città, che diventa un peso, una cosa da fare, no? Indipendentemente dal fatto poi che siano belle oppure no, ma se te non hai voglia, va avanti. In Montenegro magari ci potrò tornare anche più avanti, sai, perché allora il viaggio, i posti che ho visitato, aspetta che prendo caffè, vieni con me, sono stati bellissimi, no? Ok, veramente bellissimo, però il Giro dei Balcani, almeno quello che ho fatto fino adesso, è una cosa, sì, stupenda, indimenticabile, però che non vorrò rifare in futuro. Cioè, lo so, ti suonerà strano, ma è una cosa che, per quanto bella, per quanto tutto, la fai una volta e dopo basta. Mentre magari diverso, vista la piccola distanza, magari un giorno da fare con l'Alessia, se sarà possibile, che ne so io, fare appunto Croazia e Montenegro. Sì, c'è anche un po' di Bosnia. Beh, vediamo com'è la situazione delle strade, insomma, dai. Dove mi sono fermato a pinciarmi il caffè è il solito discorso. Se un canale YouTube di viaggi è troppo curato, nel senso proprio come riprese, effetti, eccetera, significa che è falso, significa che quella persona non si è goduto un cazzo e ha fatto di tutto per ingrandire i posti che ha visto, ok? Questo tienitelo bene a mente. Io credo che l'unico vlogger bravo che riesce a farti conoscere i posti è Human Safari. Lui fa riprese praticamente come me, alla cazzo, mano libera, però è un ragazzo anche lui spontaneo e si gode l'avventura. Cioè la macchinetta altro non è che una cosa che tiene in mano così, per carità, lui è bravissimo, è un bravo videomaker, è un bravissimo fotografo, ok? Però la maggior parte delle riprese che fa, soprattutto quelle vlog quando è in giro, le fa proprio a mano libera, così, senza star 3 ore a inquadrare le cose, così si diverte e riesce a trasmettere anche a te questo divertirsi, che è quello alla fine che cerchi, no? Non credo che cerchi, non so, di portare a casa una bella fotografia. E panorama, e guarda la chiesetta, lì, bello il lago, occhio, aspetta,
guarda dove l'hanno costruita, guarda che roba, cioè facilmente agibili proprio, quindi deve essere proprio un atto di fede il solo andare a messa e recarsi.